20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta come ogni sera, da lunedì al sabato alle 20:10 c'è l'attualità su Antena 3. Allora, lo avevamo detto, avremmo dedicato una puntata all'approfondimento partendo purtroppo anche dagli eventi di cronaca e cercare di capire insieme che cosa sia l'intervento sull'omicidio stradale, che dramma significhi ovviamente un caso di questo genere per le famiglie, i familiari, i parenti di quanti sono gli amici coinvolti in un incidente e che prevenzione fare, ovviamente anche questo. Rivedremo alcuni servizi degli ultimi giorni con la cronaca della morte del 53enne travolto a San Donà di Piave. Intanto saluto subito Alessandra Nava, che è avvocato. Buonasera, avvocato. Buonasera. Legale, difende i due cugini kosovari, ma noi ovviamente discutiamo anche e soprattutto di altro, anche per rispetto ovviamente delle procedure, questo lo diciamo sempre. Certo. Buonasera Paolo Battistini, che è Associazione Vittime della Strada. Intanto una cosa forse la possiamo dire, avvocato, cioè che la novità di queste ore è stato nominato un consulente di parte, com'è? Allora la Procura ha già avviato naturalmente gli accertamenti tecnici irripetibili sulle autovetture che sono rimaste incidentate, e questo ovviamente perché è fondamentale in casi di questo genere comprendere appieno la dinamica e, al di là naturalmente delle testimonianze immediate, che possono essere naturalmente anche un po' condizionate da quanto soggettivamente in quel momento si è ritenuto di vedere, ma ovviamente è necessario che ci sia un accertamento oggettivo. Certo. Che di solito attraverso l'esame delle autovetture, anche del luogo dell'incidente, insomma i rilievi che vengono fatti nell'immediatezza consentono di ottenere una visione che sia la più oggettiva possibile e anche la più veritiera rispetto a quanto effettivamente è stata la causa dell'incidente. Però anche da questo esame, diciamo, tecnico, come diceva lei, di un perito, sì, non si può desumere che si sia trattato di una gara clandestina, che è la cosa di cui discutevamo ieri, quindi motivo per cui sono stati forse immediatamente liberati. Allora, guardi, questa della gara clandestina, anche questa, voglio dire, a mio parere, correttamente, non è stata ravvisata appieno con la prova che deve esserci in questi casi per il giudice e che deve emergere necessariamente dai primi atti, perché il GIP è sostanzialmente colui che per primo, oltre al pubblico ministero naturalmente, visiona le carte e quindi dalla lettura delle carte ha il compito specifico in prima battuta di verificare se l'ipotesi accusatoria iniziale, che è quella iniziale che non è detto poi permanga fino alla fine, coincide con quanto il pubblico ministero ha riferito e ha rilevato, e quindi necessariamente il giudice nell'esaminare quegli atti, a mio parere correttamente, non ha dato, diciamo, rilevanza a questa della gara automobilistica, perché le testimonianze non erano univoche nel far sostenere che effettivamente ci fosse in corso intanto quella che stiamo qualificando come gara clandestina tra i due cugini, se non piuttosto una forma, diciamo così, di, tra virgolette, staffetta, no? Staffetta o alta velocità tenuta da due autovetture che erano una davanti all'altra e che nel superare l'autovettura di uno dei testimoni, la seconda, quella che quindi era posta in retro della macchina del testimone, ha visto lo schianto e che ha assistito quindi all'incidente, nell'affrontare una curva, questo è quello che rileva, ha invaso la corsia nella quale purtroppo proveniva il povero signor Babbo, che quindi si è trovato nella traiettoria. Ecco. Ma è una dinamica approssimativa, certo, no, lei raccontava, così come abbiamo visto i profili Facebook dei due
ragazzi ricoperti, diciamo, di insulti, sì, minacce. sì. Aveva portato anche qualcuno di questi messaggi stasera, che so che anche lei appunto è stata minacciata, sì, per la scelta meglio, per l'impegno di difesa che è normale nel nostro paese, ovviamente, per qualsiasi... No, sì, siccome peraltro, guardi, qualcuno di queste persone si è addirittura spinta a invocare il rispetto della Costituzione, io fortunatamente, proprio per quello che... proprio perché rispetto la Costituzione, ci deve essere un legale per tutti. Ritengo che sia doveroso per ogni avvocato che ha prestato un giuramento offrire la propria opera, insomma, per assistere e difendere i propri assistiti. Cosa l'ha ferita di più di quello che le hanno scritto? Guardi, sinceramente mi è molto dispiaciuto che la mia professione, che peraltro insomma ormai va avanti da qualche anno, insomma da più di 25 anni, quindi credo che non sia corretto peraltro offendere la professione del legale, non la professione che in questo momento io sto ricoprendo, ma la professione di un legale, addirittura ritenendo che quel determinato legale vada tanto più offeso in quanto tanto più si occupa spesso, e io di questo naturalmente non faccio vergogna, di sì, persone straniere. Certo, ecco, allora quello che mi dispiace è che ci sia ancora oggi una parte della popolazione italiana, perché poi è talmente un fenomeno esteso anche a livello nazionale, che ritiene che determinati reati debbano essere ancor più sanzionati se vengono commessi da persone non italiane. Le faccio sentire una cosa, poi vorrei ascoltare anche Battistini. Certo. Ieri, quando giustamente abbiamo sentito le due parti, le possiamo definire così anche noi ovviamente, la famiglia, certo, e lei, ovviamente abbiamo sentito anche l'avvocato della famiglia Babbo, che ha riportato un po' i sentimenti, certo, dei genitori anziani, che hanno chiesto almeno si potesse attendere per questa liberazione e scarcerazione, ce lo dirà poi lei, dopo, se così è corretto nei passaggi, la sepoltura del loro figlio. Vediamo. Una decisione prevedibile, quella del giudice che ha scarcerato i due cugini kosovari, ma difficilmente digeribile per la famiglia di Giuliano Babbo, 53 anni, operaio alla 3B di Salgareda, ucciso da un'auto impazzita mentre tornava a casa dal lavoro. L'avvocato dei Babbo, appena saputa la notizia, l'ha comunicata ai genitori. Capiscono come funziona il mondo, capiscono che se Schettino non è rimasto in carcere per quello che ha fatto durante il periodo di custodia cautelare, sicuramente non poteva starci il ragazzo. Loro dicono semplicemente: giovedì mio figlio verrà sepolto, e di questa storia è l'unico che sicuramente non ha nessuna colpa, però lui giovedì verrà sepolto. Il giudice ha applicato la nuova legge sull'omicidio stradale, continua l'avvocato, che prevede pene più pesanti per chi guida sotto l'effetto di alcol o droga. La legge è stata fatta così, il giudice ha ritenuto di far questo. Comunque, indipendentemente da cosa ha disposto il giudice, anche togliendomi anche i panni dell'avvocato, io dico semplicemente che sta persona qua ha investito Babbo Giuliano che tornava a casa del lavoro, non si è prestato minimamente a soccorrerlo, è salito in un'altra macchina, ha preso l'autostrada a Cessalto, in mezz'ora sono arrivati a Trieste, ha dato motivazioni diverse. Nonostante questo il giudice ha ritenuto di disporre la custodia cautelare, gli arresti domiciliari a casa. Nessuna vendetta da parte della famiglia, ribadisce il legale, tant'è che i genitori non vogliono fomentare alcun odio, come del resto già accaduto nelle ultime ore con le pesanti minacce sulla pagina Facebook dei due giovani kosovari. Mamma e papà Babbo vogliono solo giustizia per il loro figlio. Ed intanto la decisione del giudice infiamma il dibattito sull'omicidio stradale. So che ci sono delle normative che prevedono i fermi di polizia e quant'altro, però lasciarli il giorno dopo mi sembra un po' poco rispettoso nei confronti della persona che purtroppo è venuta a mancare. Sicuramente chi ha sbagliato deve pagare. 3 anni dei lavori forzati a tutti e due, e così rivengono in qua e si rendono conto. Credo che il giudice si sia avvalso di quello che prevede la legge. Ecco, quindi non c'è nessuna colpa del giudice, ma eventualmente ci sarebbe da rivedere la legge. Battistini, qual è stato il suo sentimento quando ha sentito la cronaca di questi giorni?
Purtroppo non si possono descrivere incidenti normali, no? Come succedono in tutti i giorni, ma questi qua sono proprio diciamo dei crimini stradali veri e propri, perché anche valutando un po', leggendo i giornali, anche se non c'è la gara, no, competitiva, c'è l'eccesso di velocità, c'è la guida azzardata, la guida pericolosa, c'è l'omissione di soccorso, per cui io dico che tutti gli elementi per ricadere nelle aggravanti dell'omicidio stradale ci sono. Per cui adesso sarà la magistratura, sarà il PM che valuterà con le indagini la vera dinamica dell'incidente, e poi insomma, ecco, spetta ai giudici valutare l'effettiva pena. Noi chiediamo sempre comunque ai giudici che le pene vanno valutate oggettivamente, cioè le colpe vanno valutate oggettivamente nei fatti, ecco, e non che venga fatto così un processo emozionale, ecco, emozionale e così via, ecco. Ma comunque stare molto attenti, diciamo, alle valutazioni oggettive, cioè i ragazzi hanno corso, si sono messi in condizione di poter nuocere, hanno ucciso una persona, no? Ecco. E quindi non è giustificabile che ci sia un certo buonismo, no? Ecco, quindi noi chiediamo sempre pene congrue e certe. Non crediamo, ora vi soddisfa non il reato crediamo, di omicidio stradale, vi soddisfa? In parte qualcosa è stato fatto abbastanza, ecco, non sono state richieste alcune richieste, diciamo, che l'associazione aveva. Per esempio cosa? Per esempio la guida col telefonino non è stata una tra le aggravanti, e appunto anche le gare in velocità non è stata, diciamo, presa in considerazione. Però adesso il nuovo codice della strada terrà conto. Non prevede, no, come giustamente anche diceva, del telefonino all'utilizzo, no? È una proposta. È una proposta, ecco, quindi dovrebbe andare in teoria, come hanno detto, diciamo, come anche ha detto il ministro, vice ministro Nizzini, andare in vigore entro estate. Ma forma embrionale. Ecco, però sono anni che è ferma la riforma del codice stradale, sì, e al Senato, e non si sa per che motivi non vada avanti. Ecco, noi non vogliamo mai arrivare a queste condizioni, perché, come diciamo sempre nei nostri comunicati, non vogliamo né vittime né imputati, perché purtroppo a queste cose sono irreparabili. Io capisco benissimo i genitori che stanno soffrendo in questo momento, tra l'altro hanno avuto anche un altro dramma, un altro lutto da incidenza stradale, hanno perso un figlio, quindi io ho perso un figlio e so cosa stanno provando. Ulteriormente adesso che purtroppo hanno perso un altro figlio ulteriore, ecco, quindi noi puntiamo più... Non vendetta ma giustizia, diciamo, che sono un po' le parole che hanno utilizzato anche sulla prevenzione, diciamo, queste cose non dovrebbero accadere, perché quel ragazzo era stato già fermato 3 volte senza patente, tra l'altro che anche senza patente, diciamo, no? Non aveva mai conseguito la patente. Non è ben chiaro, a proposito, avvocato, poi la pubblicità, l'ultima cosa davvero che le chiedo sulle indagini in corso, su quello che sarà il percorso procedurale. L'auto che guidava, sì, era in uso? Cioè, non era, sì, proprietà? No, non era di proprietà. Del 21enne, era in uso, era di un'anziana di Padova, abbiamo capito? Sì, da quello che, insomma, abbiamo anche noi rilevato soltanto, insomma, dalle carte processuali. Non si può sapere tra l'anziana guardi, legame, o tra la signora, diciamo, solo opportunistico probabilmente, sinceramente, perché insomma non c'è un vero e proprio legame, se non quello evidentemente di essersi riusciti a procurare un'autovettura, non potendo acquistarla, come sappiamo, insomma, è necessario, quando viene fatto l'acquisto, viene intestato a se stesso un'autovettura, l'esibizione anche del documento che abilita alla guida. Quindi mi viene da pensare, anche per quanto anch'io ho letto sui giornali, che questa signora, ecco, intestataria di questa autovettura pare fosse, insomma, una che abitualmente si rendeva disponibile, diciamo così, ecco, a fare questo tipo di attività, perché è una vera e propria attività, immagino, non credo lo faccia gratuitamente.
Ecco, e quindi in qualche maniera può essere perseguita? Beh, io direi proprio addirittura c'è un'ipotesi di concorso, esatto. Perché insomma. Bene, ok, c'è la pubblicità, ci rivediamo tra poco, vi aspettiamo. Capito. 20:10, parliamo del reato di omicidio stradale insieme ai nostri ospiti. Allora, possiamo, avvocato, in qualche maniera ricordare quello che sta in quell'intervento, che è stato giusto, sbagliato, migliorativo nella legislazione del nostro Paese? Che cosa? Allora, io credo che tutte le leggi, in Italia ce ne sono state più di una, che sono nate un po' sotto una spinta emozionale, come tutti possiamo ricordare, naturalmente legata alla necessità di porre un freno o comunque un deterrente per questi incidenti stradali mortali che si sono susseguiti negli ultimi anni. Probabilmente però la scelta forse non è stata, a parere mio, per l'aspetto difensivo, una scelta ottimale. La Cassazione di recente si è anche pronunciata in questo senso, ha dovuto mettere dei correttivi proprio per richiamare quanto veniva detto su alcune lacune di questa legge, come per esempio quella di non aver previsto fra le varie aggravanti quella delle gare automobilistiche illegali, naturalmente. Quindi anche lì si porrà un problema successivamente di concorso fra due reati, perché non essendoci l'aggravante specifica che riguardi, semmai sarà dimostrata, questa della gara automobilistica, è tutta da vedere ed è al momento assolutamente contestata, ma mettiamola così, in ipotesi, se mai fosse dimostrata, porrebbe un problema anche di esatta individuazione della norma. Avvocato, che può succedere a tutti noi, facendo i dovuti scongiuri, ovviamente, di dover, per errore, per una svista, per qualcuno che spunta all'improvviso davanti al nostro tracciato, investire qualcuno. Sì, ovviamente c'è una tolleranza e una diversa... Ci sono vari range di pena, infatti la legge lo prevede. Infatti la legge prevede 3 fasi di pena, c'è una prima fase da 2 a 7 anni, dove ricadono gli incidenti, diciamo, chiamiamo più lievi, però con responsabilità sempre diciamo, colpose da parte degli imputati. Una seconda fase che va dai 5 ai 10 anni, dove appunto c'è la guida pericolosa, con sorpassi azzardati, passaggio col semaforo rosso, altre passaggio, diciamo, investimento del pedone e così via. Ecco. E poi c'è l'ultima fase che va da 8 a 12 anni in caso di guida sotto l'effetto di alcolici superiore a 1,5 grammi. Ecco, per cui si è voluto un po' differenziare per non cadere in pene diciamo o troppo lievi o troppo pesanti. Oggi non c'entra con che, però dopo tanti episodi, insomma, del passato, a Verona, abbiamo raccontato, a Verona è stato fermato un autista di un pullman delle gite scolastiche pronto a partire, aveva il motore acceso, 57 ragazzini a bordo e aveva quasi 1 grammo litro nel sangue. Insomma, chiaramente ora passerà un bel guaio. Però attenzione, perché ritenere che una legge funziona o no è difficile soltanto sulla scorta, no, più che funzioni, diciamo che raggiunga l'effetto voluto, che è quello della deterrenza, solo sulla scorta delle sanzioni penali più gravi, è un grossissimo errore. E soprattutto già in questo anno di prova, chiamiamola così, è una legge che ha mostrato appieno i suoi limiti, perché proprio per rimanere nell'ambito poi del giusto risarcimento che le vittime devono avere, che i parenti delle vittime devono avere, e nei tempi ragionevoli che devono essere ovviamente i più veloci possibili, questa legge, proprio per la gravità delle sanzioni, a mio parere in alcuni casi ingiustificate, che ha introdotto, ha avuto 2 effetti secondo me importantissimi, negativi. In primo luogo di incentivare l'omissione di soccorso, perché di fronte al rischio di pene così severe, purtroppo
molto spesso preferisci rischiare di non essere individuato e qualche volta capita. In secondo luogo, a fronte di pene severe anche per casi che forse non l'avrebbero richiesto, la strada processuale che sceglie la difesa è la più lunga, il risarcimento arriva solo alla fine. Quindi bisogna far leggi che funzionionino, che diano le giuste risposte, ma che non siano soltanto leggi, diciamo, la pensa così anche lei? No, non sono del tutto d'accordo, perché per prima cosa si è arrivati, diciamo, ad arrivare ad una legge specifica, perché non è un tragitto, diciamo, emotivo che ha fatto arrivare a questo, ma è proprio un tragitto di dolore, di sofferenze che ha fatto arrivare a questo, e soprattutto perché si è visto che negli anni che purtroppo anche incidenti come questo avevano ridotto a pene ridicole, ecco. Per cui si è voluto sia da parte dei familiari ma anche da altre parti, da altre istituzioni, ecco, è così, incrementare questo tipo di pene. Come tutte le leggi si vedono le lacune durante il suo percorso, e quindi come tutte le leggi vanno migliorate. Da parte dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada abbiamo già individuato quali sono un po' le lacune, ecco, e per cui dovrebbe essere ritoccata. Ritoccare una legge significa un percorso abbastanza lungo. Certo. È per quello che noi... Quindi quella, diciamo, del telefonino non è riconosciuta come aggravante, quella delle gare clandestine, e poi voi cos'altro pensate? E poi c'era quello, diciamo, chi scappa ad un controllo delle forze dell'ordine. Ecco. Quindi, chi scappa e causa un incidente, come è capitato anche soltanto poche ore fa anche a Montebelluna, insomma, in continuazione scappano in velocità, ecco, quindi non un incidente mortale, ovviamente, in quel caso. Voglio dire, qualcosa è stato fatto, certamente è migliorabile, però noi non condanniamo la legge, diciamo, è un primo passo che è stato fatto nel senso di dare giustizia ai familiari. Qui ovviamente viene applicata, parliamo del caso di specie che sta seguendo ultimamente, viene applicata per il ragazzino che era la guida dell'Audi A3 e in concorso anche per il cugino? No, per la verità il giudice, ripeto, allo Stato e solo dagli atti che aveva a disposizione, perché il GIP fa una valutazione allo Stato degli atti. Quindi, ripeto, non è cristallizzata ancora completamente né la contestazione né la responsabilità. Ma il giudice nel suo provvedimento di scarcerazione per quanto riguarda appunto il cugino ha ritenuto che sulla scorta degli atti processuali si potesse ritenere soltanto sussistente un'ipotesi di favoreggiamento, ma questo ha anche un senso e il giudice lo ha spiegato, perché ha fatto un'ordinanza, mi consenta di dire, assolutamente precisa, specifica, dettagliata, non ha tralasciato nulla e ha specificato che allorquando si è verificato purtroppo l'incidente fra le due autovetture, quella che era asseritamente condotta dal coindagato si trovava a distanza, aveva già superato, diciamo, il luogo dove poi si è verificato purtroppo lo scontro e quindi è tornato indietro. Questo perché è stato anche visto, quindi è un dato oggettivo, ma non solo, a debitare oggi un'ipotesi concorsuale che richiede determinati requisiti e quindi una previsione di un qualcosa che poteva succedere e che è successo allorquando questa persona si trovava già a molti metri di distanza, quindi non ha né assistito né ha partecipato in alcun modo, sarebbe stata una forzatura. Se non l'omissione di soccorso. L'omissione di soccorso, allora, l'omissione di soccorso anche lì sarà poi da vedere, certo, perché qualcun altro era intervenuto, erano già nel momento in cui sì, di Babbo, certo, c'erano già, a detta del mio cliente, addirittura c'era già l'ambulanza, per cui voglio dire, quando lui si è portato sul posto per raccogliere il cugino, quindi anche lì credo che prudenzialmente il giudice abbia lasciato aperta questa possibilità, naturalmente, ripeto, bisognerà vedere. Mi faccio dire solo una cosa, perché io capisco naturalmente, è ovvio che la prima osservazione relativamente al giorno della scarcerazione che ha preceduto quello del funerale, è evidente che dal punto di vista emotivo è una considerazione che avremmo fatto tutti. Però anche lì, siccome anche su questo qualche messaggio è stato abbastanza irritante, secondo me,
non si considera che il giudice ha dei tempi che sono assolutamente perentori e il giudice entro le ore 12 di ieri avrebbe dovuto provvedere su questi 2 ragazzi che si trovavano in carcere dal venerdì, quindi voglio dire, non è che ne sono stati un giorno, tanto per dire le cose come sono avvenute nella loro oggettività. Dal venerdì hanno aspettato il lunedì, come è giusto che fosse, e il lunedì era l'ultimo giorno per il giudice per provvedere. Quindi io capisco l'aspetto emozionale, però voglio dire, addirittura incolpare il giudice che ha preso un provvedimento, no, perché anche questo è stato non da lei naturalmente, ecco, in base alla normativa, quello Senta, poteva fare, povero. Solo una cosa, poi torniamo a Battistini che le chiedo ancora. Ho letto versioni differenti e totalmente discordanti anche di alcune cose. I ragazzi, almeno uno di loro, Kukiki, ha chiesto scusa? Sì. Ha chiesto scusa, questo è vero? Almeno questo è quello che risulta a me, intanto perché me lo ha detto e poi perché il fratello è stato, mi sembra, sentito e si sia espresso in questi termini. Peraltro è un ragazzo giovane che, visto che anche questo è stato scritto, anche lui ha avuto un figlio traumatizzato molto piccolo per un incidente stradale ed è rimasto anche invalido. Per cui credo che infierire su questa famiglia non sia corretto neanche in questo caso, no? Perché adesso i familiari non credo abbiano colpa per la responsabilità del ragazzo, che certamente ha sbagliato, certamente immagino se ne renda conto, però ecco, anche qui infierire sulla famiglia con messaggi deprecabili non credo che sia giusto. Battistini, allora, visto lei ha segnato alcuni punti che sono quelli che avevamo già citato prima, credo sulle proposte di modifiche. Quando legge quello che è la cronaca e vede che diventa anche un dibattito a distanza inevitabilmente tra quelle che poi sono le vere vittime, vede uno scontro che si acuisce, cosa legge lei nella cronaca di giornali, cosa vede? Una distanza che è difficile da colmare anche nei sentimenti, chiaro, tra chi è vittima e chi è in questo caso il colpevole, presunto colpevole. Non è facile capire il trauma che subisce una famiglia, non è facile entrare in quella situazione, perché solo chi subisce, diciamo, questo tipo di tragedia può saperlo, eccetera. Diciamo che se le persone, se la gente sapesse cosa va incontro quando succedono fatti del genere, no? Sapesse cosa va incontro in ambito di dolore, di disperazione, ma anche di iter burocratico, di iter legale, perché non finisce in un anno, non finisce in 2, ma purtroppo il mio processo è durato 9 anni. Quindi diciamo, è sempre lì una spina sul fianco che ogni volta che senti che c'è l'udienza o che viene rinviata o che c'è il cambio del giudice, eccetera, sei sempre in apprensione e sei sempre diciamo, in quella situazione che rimagini tutto quanto quello che è successo. Quindi una persona si logora il fisico, si logora la mente e hai voglia alla fine di dare un taglio a tutto e finire tutto quanto, ecco. Per cui ecco, è una cosa forse talmente strenuante. In qualsiasi modo, ma basta che finisca addirittura? Sì, alla fine sì. Ma manco per me è anche con una ulteriore grande ingiustizia, magari, come può essere per chi ha perso un figlio. Abbiamo sempre verificato che una vera giustizia in questi anni non si è mai avuta. Abbiamo sempre visto, diciamo, che appunto, come dicevo prima, incidenti efferati, crimini, diciamo, ecco, violenti, perché si può parlare logicamente di crimini, ecco, sono finiti in pene irrisorie e quindi uno si accorge che chi ha ucciso tuo figlio il giorno dopo è fuori ancora a guidare la macchina, ecco. E quindi un flash davvero solo avvocato, anche perché siamo già fuori con i tempi. Il cugino che è libero, come possiamo dire adesso, Edmond Balai, può guidare? No. Beh, lui, la sua allora, nessun caso, gli è stata, lui non ha nessun provvedimento, almeno che io
come ricordava prima, appunto perché è distante a quello che è stato raccontato. Bene, grazie all'avvocato Alessandra Nava, a Paolo Battistini, a voi per averci seguito. Ricordatevi che ora c'è il telegiornale del Veneto, poi la prima serata di Antena 3, domani mattina la rassegna stampa a partire dalle 6:30. Grazie, buona serata.